Buongiorno da Renzo Michieletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Continuiamo il nostro viaggio tra le DOP e le IGP del Veneto. Quest'oggi facciamo tappa a Verona, nel veronese, proprio per conoscere il riso nano vialone veronese IGP. E per questo siamo in collegamento con il presidente del Consorzio di Tutela, Renato Leoni. Buongiorno Presidente. Grazie per aver accolto il nostro invito. Quest'oggi parleremo appunto di questo eccezionale prodotto, di questa eccellenza del nostro agroalimentare veneto. Da cosa si contraddistingue? Sappiamo che in Italia si coltivano oltre 25 varietà, 24 varietà di riso. Da cosa si contraddistingue il riso vialone, il riso nano vialone veronese IGP da tutte le altre? Allora, già la scienza lo dice con le analisi organolettiche del prodotto stesso, no? Dice che all'interno del chicco questa varietà, cioè il vallone nano alla fine, è molto più ricca di granuli di amilosi o di amido, quindi questo permette, assieme alla perla che è all'interno del chicco, di essere molto più resistente in cottura, fa una cottura eccezionale e dopo soprattutto questo chicco assorbe varietà di sapori e di tutti i tipi vegetali, animali, di qualsiasi tipo. Quindi questo lo rende uno dei risi più valutati e più apprezzati nel mondo. Bene, senta Presidente, noi adesso ci vediamo una scheda tecnica, così conosciamo un po' meglio il prodotto e poi ci rivediamo qui in studio. Prego la regia. Il riso nano vialone veronese IGP è ottenuto dalla lavorazione dei semi del cereale della specie Oryza sativa, sottospecie giapponica, varietà vialone nano, e viene prodotto nel territorio di ben 25 comuni della provincia di Verona, nel Veneto. In quest'area la coltivazione del riso ha origini antiche. Già nel XIII secolo, infatti, vennero predisposte le risaie con grandi opere di disboscamento e bonifica. La varietà vialone nano venne realizzata nella stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, in Piemonte, attraverso l'incrocio del riso nano con il riso vialone e iniziò ad essere coltivata nel 1937. Nel 1945 venne introdotta nella provincia di Verona e oggi rappresenta una delle 24 varietà di riso coltivate in Italia. Presenta chicchi con dente pronunciato, testa tozza e sezione tondeggiante. I chicchi sono di media grandezza e all'atto dell'immissione al consumo si presentano bianchi, privi di striscia e con una perla centrale estesa. La coltivazione del riso è un'arte antica che richiede esperienza e grandi attenzioni. Basti pensare che una risaia non può insistere sullo stesso appezzamento per più di 6 anni consecutivi e non può ritornarvi prima di almeno 2 anni. La lotta alle erbe infestanti, prima che con gli erbicidi autorizzati, deve avvenire con le buone pratiche di coltivazione, con la regolazione dell'acqua in risaia e con lavorazioni mirate del terreno. Le concimazioni devono essere indirizzate all'ottenimento di granella sana e matura e le produzioni massime per ettaro non devono superare le 7 tonnellate. La semina avviene a fine aprile, dopodiché l'acqua viene introdotta nelle ampie distese dove i semi germineranno in immersione. Da questo momento inondazioni e asciutte, sapientemente regolate dal risicoltore, si succederanno accompagnando il ciclo vegetativo di 155 giorni della pianta. La raccolta si effettua a inizio autunno, quando il riso ha raggiunto la giusta maturazione. L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi in grado di abbassare l'umidità delle granelle, senza lasciare residui di combustione o odori estranei. I chicchi subiscono prima la sbiancatura, risultato di un semplice processo meccanico di sfregamento, e poi un processo di selezione che li porterà ad essere opportunamente confezionati. Per le sue qualità organolettiche, per la resistenza alla cottura e la sua versatilità in cucina, il riso nano vialone veronese IGP è considerato dagli chef internazionali fra i migliori risi al mondo.
Bene, rientriamo in studio, abbiamo visto questa interessante scheda tecnica, siamo in collegamento con Renato Leoni, che è il presidente del consorzio di tutela del riso nano vialone veronese IGP. Presidente, quanti sono i produttori? Abbiamo sentito nella scheda, sono 24 i comuni in cui si produce il riso. Quanti sono i produttori invece? I produttori, i risicoltori sono una trentina, 28 per la precisione, e tra i quali abbiamo nel territorio 9 riserie. E Presidente, quanto riso si produce mediamente ogni anno in questo territorio? Allora sono 35.000 tonnellate di riso, delle quali certificate 3.500. Ho capito. E la superficie dedicata invece? 1.500 ettari. E il mercato di sbocco dove va a finire questo prodotto? Maggiormente nella GDO, nelle fasce molto alte e nel gourmet, nella ristorazione, soprattutto nella ristorazione. E anche mercato estero? Abbiamo anche un mercato estero piuttosto florido. Ultimamente direi che abbiamo aumentato le esportazioni. E senta una cosa, si parla spesso di concorrenza sleale da parte dei produttori di riso del sud-est asiatico. Come si vive nel vostro territorio questa problematica? Beh, è chiaro che si sente anche da noi, nonostante siamo in un'altra fascia per la qualità, ma su tutto il mercato del riso italiano è stata un po' una bella botta, in quanto non sono briciole, ma sono centinaia di migliaia di quintali di riso che entrano sia da Myanmar che dalla Cambogia e anche in parte dal Vietnam. Quindi stiamo parlando di un prodotto che viene coltivato e prodotto con criteri completamente diversi rispetto a quanto si fa in Europa, in particolare in Italia. È esattamente così. Praticamente noi non sappiamo quali pesticidi usano, se li usano, non ci sono notizie oppure dati su questa cosa, e quindi oltre alla qualità che abbiamo scientificamente provato che non è come la nostra, questo è chiaro, ma ci sono questi dubbi, insomma, e poi nel mercato i prezzi di coltivazione sappiamo bene che non sono come i nostri, i loro prezzi di coltivazione sono ben diversi. Sì. Senta, a proposito, ha parlato di sostenibilità. La risicoltura da 1 a 10, quanto è una coltura sostenibile? Beh, minimo 8 in questo momento, è minimo 8 perché le infestanti si controllano con le acque. Adesso abbiamo la possibilità di tirare i terreni col laser, quindi il livello dell'acqua è già di per sé un erbicida. Quindi la sostenibilità dell'acqua pura, che quella è una fortuna del territorio, le acque pure, e poi usando concimi sempre più organici, e questo ci aiuta, e facendo molto spesso le analisi dei terreni, in quanto il disciplinare ci permette di fare soltanto 5 o 6 anni al massimo di produzione sullo stesso terreno e poi dobbiamo cambiare. Bene, senta Presidente, con questo auspicio abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione. Abbiamo parlato del riso nano vialone veronese IGP con il Presidente del Consorzio di tutela Renato Leoni, che ringraziamo, e noi invece ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutti.